Pronti? 1, 2, 3. Convalidato il segnale, l'errore di format Numero B, 3, quello format B, di Flora degli squalificato. Ulivi, mentre si avvantaggia subito Feriano F, che va a condurre già abbastanza nettamente, si infila bene dalla seconda linea Follia dei Lupi, che va proprio in scia a Feriano F, che ha conquistato in breve il comando, mentre all'esterno c'è Fadegletis, che però deve poi cercare posto alla corda, presumibilmente in terza Numero posizione. 1, Più Lavoisier, indietro c'è Flambeau squalificato. del Pino, all'esterno avanza invece Frankie Bright e se ne vanno intanto anche i primi 600 metri con all'esterno ora Flambeau del Pino che progredisce gradualmente. Feriano F sempre leader fin dalle prime battute, Follia dei Lupi in seconda posizione, Fadegletis si è accodato in terza ma ora esce all'esterno per anticipare Flambeau del Pino e viene infilato da Frankie Bright, 800 metri completati in 1.3.3 con Fadegletis che si limita per il momento a rimanere all'atto di Frankie Bright, si trascina Flambeau del Pino e davanti Feriano F continua a guidare tranquillamente, completa in 19.1 il primo chilometro. Ora Fadegletis cerca di avvicinarsi, sempre seguito da Flambeau del Pino. Cavalli a poco più di un giro dalla conclusione, sempre condotti da Feriano F, seconda posizione in corda per Follia dei Lupi. Fadegletis all'esterno, lungo la corda Frankie Bright, Flambeau del Pino, sempre in schiena a Fadegletis. L'errore improvviso di Feriano F a Numero 500 2, dall'arrivo. Feriano F, Feriano squalificato. F si getta di galoppo improvvisamente quando era ancora in saldo vantaggio e così al comando si ritrova Fadegletis, ma scatta a questo punto Flambeau del Pino, alla corda c'è sempre Follia dei Lupi. Cavalli sulla curva conclusiva, a metà della quale Flambeau del Pino prende sotto tiro Fadegletis, i due alle prese al completamento della piegata, insiste Flambeau del Pino, va su Fadegletis che tenta ancora la difesa, lungo la corda si lancia invece Follia dei Lupi, Flambeau del Pino passa a 100 dalla conclusione e nel finale consolida il vantaggio e vince sullo stesso Fadegletis, mentre per il terzo è Follia dei Lupi. Sbaglia invece Frankie Bright in prossimità del palo, non sappiamo se prima o dopo. 1.18.1 il ragguaglio conclusivo con 1 minuto e 5 decimi per l'ultimo giro di gara. La vittoria alla seconda uscita, la prima per Flambeau del Pino, VP dell'Annunziata in sediolo per il training di Paolo Leoni, VP dell'Annunziata e Marco Azzaroni.